Un decreto ministeriale urgente. La prefettura di Venezia è riuscita in tempi record a trovare una sistemazione 200 migranti dell'argine di Boionne. I primi 60 sono partiti nel primo pomeriggio di venerdì dal piazzale della chiesa San Nicolò di Mira alla volta di Verona e Vicenza, gli altri a seguire in destinazioni diffuse in Veneto. Sistemazioni in piccoli gruppi che nulla hanno a che fare con la situazione dell'hub veneziano, dove però rispetto all'anno scorso la capienza è scesa a 900 persone contro le 1600 iniziali, dove si registra attualmente una situazione di calma. I 200 migranti avevano lasciato la base lunedì mattina, intenzionati a raggiungere Venezia per chiedere al prefetto tempi rapidi per il riconoscimento dello status di rifugiato e condizioni migliori di vita. In marcia avevano raggiunto prima Codevigo e poi lungo l'argine puntavano a Mira, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine a Boionne. Al termine di una lunga trattativa in cui gli extracomunitari non avevano nessuna intenzione di ritornare alle tendopoli della base, l'intervento del Patriarca di Venezia, che ha disposto l'apertura delle sale parrocchiali della diocesi lagunare con un'assistenza immediata ma emergenziale. Queste sono 200 persone, però la base di Cona è un hub, anche se è stato alleggerito, le condizioni indubbiamente non sono delle migliori, c'è il rischio che ci possano essere altre fughe. Come andrebbe gestita l'accoglienza? Perché ci sono molti comuni che non hanno nemmeno un profugo, perché il primo cittadino si può rifiutare? Ecco, questo è un tema essenziale altrettanto, perché a Mira, ad esempio, lo ripeteva lei, i nostri numeri siamo quasi al doppio della quota prevista. E perché siamo al doppio? Perché ci sono altri comuni che hanno scelto di dire no. Allora io ritengo invece che una distribuzione equilibrata su tutto il territorio aiuta sia noi comuni che adesso stiamo sopportando il peso superiore a quello che dovremmo sopportare, ma anche a queste persone che potrebbero, invece di finire in situazioni drammatiche o comunque di sovraffollamento esasperato come quelle di Cona, in realtà più piccole, minori, dove possono essere seguiti anche in maniera più dignitosa e anche più proficua. 5 dei 200 profughi rimarranno ospiti a Casa San Raffaele, presidio della Caritas di Mira, che accoglie già 25 persone stanziali. I volontari di Casa San Raffaele hanno preparato il pasto per tutti i 200 migranti. Situazioni come Cona non sono sostenibili. Non si può parlare di accoglienza a 1200 persone dentro ad ex caserme, ok? Quello è, se lei va a vedere come vivono come degli animali dentro delle stanze. Allora diciamocela con molta chiarezza. E non può una cooperativa gestire 200-300 persone. È il discorso che ho fatto prima. Si tratta di piccole unità che poi hanno un impatto ambientale limitato. Capisce bene che se 1600 persone stravolgono un paese come Cona, 25 persone non li stravolgono, ovviamente non risolve il problema, però 25 persone sparse nel territorio aiutano anche il territorio ad avere dei rapporti con queste persone, quindi ad accogliere in maniera diversa, ma soprattutto a togliere quello che noi abbiamo spesso, la paura del diverso, perché sono diversi da noi. Hanno una cultura diversa, ma ci possono arricchire se noi li conosciamo, però dobbiamo lasciarci coinvolgere da questa conoscenza.